Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, vai di Tropico 4, il presidente Pippa continua a dominare. Vogliamo soldi, vogliamo soldini, la 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 la, ta ta. Devo costruire queste cattedrali, appena compro una cifra sufficiente vado a costruire le cattedrali. Che voglio proprio essere un po' più tranquillo con le finanze. Con la prossima nave, dai, con la prossima nave andiamo. Ai 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 ragazzi, nel 2000 no finisce, quindi manca 20 anni. 26 nuovi immigrati, ammazza. Oh. Ok, 172, buono. Compagno, ho un incarico segreto Basta, per te. dammi a figa se ti vuoi. Allora, adesso devo spendere milioni di soldi per le cattedrali. Ok. E una di qua. Una l'ho già fatta, quindi accassiamo di qua. Ok. Perfetto. Qua cominciamo a mettere ancora un po' di case. Ok. 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 Ne mettiamo un po' anche di qua. Na, 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 na. L'anno scorso insufficienza di cura ha causato 3 morti, ok. Mettiamo un po' di ospedali in più. Ok. Uno qua. E ne mettiamo anche uno qua. Cosa mi chiede qua? Ok, a posto. Andiamo belli rapidi. Adesso fioi, costruite quello che dovete costruire. Il presidente si prende un po' di vacanza. Ora ragazzi, ormai qua la serie di Tropico è quasi, non dico quasi finita, però mancano ancora secondo me 2-3 video. Dopo volevo ricominciare Civilization, però chiaramente con un livello di difficoltà più elevato, una campagna insomma un po' più complicata. Quindi dopo Tropico, Civilization 5. Adesso vediamo, ho cattedrali costruite, una su due, manca l'altra. No, 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 no. Quattro turisti, 7 nuovi immigrati, molto bene. Ho sviluppato bene la mia città, sono contento comunque. Alla fine non l'avevo mai giocato, sono soddisfatto. Solo Room speziato manca, ok. 30 anni? Per alcuni può essere una vita, ma il nostro presidente si diverte ancora un mondo. Sì, vecchio. La scorsa notte Dio... Oh, madonna, sì, però che sbordo, ha venuto i coglioni, cioè, ha venuto tanto i coglioni. Cioè, non è possibile. Boh, cioè, vedo più chiede che case, non lo so. Toh. Adesso basta, per favore, basta spaccare i coglioni. Ok.
Accademia di Scienza. Questo dopo lo faccio. Ma sta cattedrale arriva, sta seconda cattedrale. Ok. Boh, 802, bene, bene. Febbraio 81, ragazzi, è il presidente nell'81. Fra un anno vinciamo il mondiale con l'Italia. Le persone protestano contro il governo. Ma che cazzo protestesse? Da 30 anni sono al governo, ho portato tropico a tutto, fiori. Oh, qua cosa c'è? Programma nucleare. Tanto siamo un po' avanti con i money, poi vediamo di fare sto cazzo di programma. Qua vediamo cosa è scontento. Abitazioni, libertà e lavoro. È scomparso, ok. Ok. Qua cosa c'è? Capo straniero, il potente drago cinese blama la tua melce. Va tutto a posto, dai che Tropico sta andando proprio bene. Sono molto contento. Alla fine è bella grande la città, 215 abitanti, se non so se sono tanti o pochi, perché non ho mai avuto un metodo di paragone, però insomma 817 persone da zero, cioè non mi pare male. Vediamo se qualche fazione incazzata. Tutto 100, ragazzi, mamma mia. Ancora! No, basta. Cioè, veramente i religiosi mi hanno rotto il cazzo, scusate, ma veramente ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Religiosi, vabbè, soliti de merda. Oh, gennaio 82, tra pochi mesi vinciamo il mondiale. Oggi si parla di elezioni. La gente vuole dimostrare il suo sostegno e amor por el presidente. Me chiedo perché la 260.000 Ma la gente vuole esprimere la propria opinione, penultimo. E possono farlo votando el presidente. Vediamo capitalisti come sono messi. 100. Che sposta, quanti skate che ho, fiori. 54 di felicità, madonna. Libertà, qualità abitazioni, religioso intrattenimento. Ma siamo messi là proprio dappertutto alla grande. Museo d'arte moderna. Ok, oh, cade piova. Un po' di pioggia. Facciamo un ristorantino anche qua. Facciamo un casino anche qua. E ok.
Poi che possiamo fare? Allora, qualcosa per... no, aspetta un attimo. Per il turismo. Hotel lussuoso. Tararara. Ok. E Villa Mare. Dove cazzo si costruisce sta merda? Aspetta un attimo. Parapapapam. Parapapapam. Ah, che voi megawatt probabilmente. Ok. $191.000, perfetto. No, neanche così. Ok. Perfetto. Questo me lo voglio mettere, fai. Questo lo cazziamo. Oh, quando si arriva proprio a tropico, vai. Ok, buono. Sì, però magari una strada che magari non può arrivare, come al solito il comandante si dimentica delle strade. Ok. Perfettus. Ai ai ai. Bene, bene, bene. Fra, contenti anche i religiosi che fanno il Cristo Redentore. Tamocari. E il Salvador qua. Buono. Boh, dai, dai, vai, costruisci, vai. Papparapà, papparapà, papparapà. Ancora. Madonna che do coglioni. Che palle, oh. Ok. Gennaio 83. Qua è quasi costruito. Presidente, come... È sempre religioso, gli unici che spaghi i coglioni. Ok. Boh. Sto dominando in maniera schifosa. Nobile nazione di Tropico, sono qui perché so quanto sono importanti le prossime elezioni. Sì. Ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi. La vittoria è prossima, ma non è il momento di abbassare la guardia. E si domina. Vi chiedo di fare attenzione ai cosiddetti ribelli presenti nell'isola. Pur presentandosi come i suoi liberatori, questi anarchici non sono interessati al benessere della nazione. A causa del loro nichilismo, Dio ha condannato Tropico a diventare uno stato senza morale. Durante i miei anni di presidenza avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compagneros.
Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. Ora mi inchino alla superiorità morale dei devoti tropicani che assolvono i nostri peccati davanti a Dio. Boato per il commendone. Nessuno può negare gli straordinari successi conseguiti in un solo mandato. Per voi ho in serbo un futuro ancora più glorioso. E una vai. nazione senza Dio è una nazione debole. Prometto che nel mio prossimo mandato fornirò più luoghi di culto ai pii tropicani. Le nostre menti sono fredde. Il nostro spirito ribolle. La vittoria è certa. Ok, perfetto. 4 vittime. Vai, dai. Presidente, molti paesi europei stanno per vietare l'esibizione pubblica di simboli religiosi. L'Europa ha ragione, ma stiamo scherzando. Boh, vediamo qua. Presidente, che tu abbia molti figli cameli sempre sani. Vorrei parlare di affari con te. Ok, quanto costa? No, 48.000 euro, fanculo anche. Perfettus, questa aziendata, 54 di velocità, sono abbassato di 1. Ormai ci stiamo avvicinando al 2000 ragazzi, siamo vicini. Due cittadini sono diventati criminali. Elezioni stravinte come al solito, ormai il commento sta veramente dominando in maniera obesa. Ho fatto le radici sulla poltrona ragazzi, peso di italiani. Guarda quanti costruttori, fioi. Sempre religiosi, ormai vabbè, religiosi era come io. Ho fatto 50 cattedrali, 1000 chiese, ancora ero piccoioni. Questo non capisco proprio ragazzi. Bene. Congratulazioni, Presidente! Hai vinto le elezioni! Io sono nato per vincere. 10 nuovi immigrati, dai che arriviamo a 1000 anche cittadini. Eccolo qua il programma nucleare. Ok. Ok. Perfettus. Giugno 84. Volevo arrivare al 90, cazzo, per rifare gli ultimi 10 anni alla grandissima. Ormai qua se voglio accumulare tipo $1 milione. Che bella la mia cittadina, sono troppo orgoglioso della mia cittadina. Tutto. Cosa è successo? Boh. Ma perché i cittadini diventano criminali, fioi? Che spoccio. Ci sono tante opportunità in questa nazione. Compagno, il nostro piano per vincere la guerra fredda deve passare alla fase successiva. Sì, tesoro.
18 turisti sull'isola. Ai 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 ragazzi, che stanchezza che c'è il comendone. Dicembre 84, da 85, altri 5 anni e poi gli ultimi 10 in un unico video. Religiosi 71, comunisti 56, viveri insufficienti. Ok. 1 2 3. Vai, vai, vai. 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 E vai. Perfetto. Atterraggio perfetto. Atterraggio perfetto. Ok. Buono. 238.000 ragazzi. Cosa volete da sto comendone? Facciamo ancora un po' di case. Ok. 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 Ok, andiamo anche a costruire altri moli. Che la città deve non avere problemi di cibo. 1. Altri 3 me li sparo. 2. E ok. Vai. 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 Ok. Vabbè, dai, di rapida, noi non badiamo a spese. Ok, perfetto. Ottimo. Presidente, sembra che dopo aver collezionato per anni la rivista mensile Mind... Una fabbrica di armi. Vai. Vai. E vai. Perfetto. Dai, arriviamo a sto cazzo di 1990. Cos'è che non va bene? Insomma. Oh, i comunisti sono contenti, i religiosi. Sempre solo i religiosi, cioè, è pazzesco. Boh. Non riesco proprio a capire. Ragazzi, consigli per il comendone, perché è inconcepibile che i religiosi rompano le palle. Grazie mille. Ma basta rompere il cazzo. Cosa produce esattamente la nuova fabbrica, penultimo? Ruote dentate. C'è un'enorme richiesta negli Stati Uniti. Una fabbrica così grande e ben custodita per produrre ciao. ruote dentate? Certo. Anche porta lampadine, fermacarte, cose innocue del genere. Assolutamente non armi di alcun tipo. Assolutamente non armi di alcun tipo. Ho capito. Sani, non rompere il cazzo.
Bene, bene, tutto va alla grandissima, ragazzi. 921 abitanti, ottimo. Señor, de ver si tornados están efectuando un attacco Oddio. coordinato sulla pista. Oh, arriva il tornado. Coglioni. Guarda che roba, che palle, oh. Che palle! È servita al palazzo una petizione affinché venga immediatamente costruito un museo. Che palle, sto tornado di merda. Via, Ai ai ai. Via. Vai di tornado. Buono. E dai, pensavo peggio. Devo fare il centro meteorologico. Dai, basta, cazzo. Due turisti stranieri sono stati rapiti e vengono tenuti in galera. Ok. Allora, Il tornado si è vittima del tornado ritirato, 16, comandante. edifici distrutti Diamo 11. un'occhiata alla nostra isola. Allora, posizione uguale a quelle popolari 1, madonna. Troppa roba si è distrutta. Allora. Ricostruisci. Ricostruisci. Ok, vediamo cosa si è rotto. Aspetta un attimo. Ok, 4 appartamenti. Dove cazzo sono distrutte le cose? Non riesco a vedere, ragazzi. Ma porca zoccola. Qua. E chi poteva fare anche a meglio sta roba? Perché non... Cioè... Così non si capisce una sega, cazzo. È catastrofe, presidente. Non c'è un modo per capire, mappe informative. Ragazzi, come si fa per vedere tutto se le cose sono distrutte o no? Oh, Madonna del Signore. Io non vedo altre cose distrutte. Ragazzi, se vedete qualcosa distrutto, commentino, perché mi ne vedo più un cazzo. Boh, vai. Comunque adesso facciamo gli appartamenti. Allora, sti appartamenti delussen. Qua. 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 E qua. Vai.
Ah, non devo fare questi, ma no. Perché no? Fa culo, fatti per il cazzo, ma no. Questo magari. Neanche. Facciamo un po' di casette. Ok. 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 Ah, ok, aspetta un attimo. Ok. Ancora, buono. 88, è nato il Cumendone. Religiosi. E ok. Miei cari tropicani, sono qui perché so quanto sono importanti le prossime elezioni. Sono ancora in Ci stiamo stradominio. avvicinando ai nostri obiettivi. La vittoria è prossima, E ma vai. non è il momento di abbassare la guardia. Costruisci 4 nuovi appartamenti, ragazzi. Cioè, cosa devo fare? Sì, abbiamo problemi e ci saranno sempre, soprattutto nell'attuale situazione economica. La mancanza di sacerdoti, di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni, è uno di essi. Ma questo problema si risolverà, come tutti gli altri, con la stabilizzazione dell'economia. Durante i miei anni di presidenza avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compagneros. Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. Ora mi inchino alla superiorità morale dei devoti tropicani che assolvono i nostri peccati davanti a Dio. Allora. Il progresso degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, ma restano ancora molte cose da fare. Una nazione senza Dio è una nazione debole. Prometto che nel mio prossimo mandato fornirò più luoghi di culto ai figli tropicani. Bravo, bravo. Un caloroso abbraccio a tutti, specialmente alle signore. Grande. Ok. Buono. Ok. Siamo pieni di soldi, se costruiamo casette. Allora, villa. Facciamo 3 ville. Ok. E un po' di case. Ok. Ok. Così possiamo migliorare la qualità delle abitazioni. Ok. Perfetto. Perfetto. Perfettus. E perfettus. Qua va tutto alla grande. Buono, buono.
Dai, sogniamo al 1990, così chiudiamo gli ultimi 10 anni, ce li spariamo. C'è che talmente tanti soldi qua, ragazzi, che... Boh, forse ne ho fatte troppe, boh. Elezioni stravinte, perfetto. 89, ancora un anno. Venerabile capo. 940, guarda quanti scheghe che ho. Mamma mia. Congratulazioni, Presidente. Ecco, possiamo toglierci un po' di sfizi, però, dai. Questa me la sparo. Ok. Aspetta un attimo. Piscina, giardino botanico. No, oh madonna. Molo turistico. Ok. Perfetto. Attrazioni di lusso. Nave. Ok. Perfetto. Poi mettiamo Acqua Park. Infrastrutture, strade. Ok. Poi possiamo mettere... Possiamo cazzare questo. Qua non ho più spazio per fare una sega. Ancora, basta. Madonna del Signor, basta. Basta cazzo, madonna, che palle. Oh, è brillante! Avresti potuto dire maestosa, radicale o grandiosa. L'unica cosa che ti viene Ai ai ai. la statua d'oro è brillante. Si tratta di un monumento in onore a El Presidente, alla nostra grande storia. Che palle sti tornadi però, ragazzi. Che bella la statua d'oro. Vai. Dai, basta questi cazzo di tornadi. Se l'alberello me lo godo troppo. E basta. Settembre 89. Nel prossimo video, ragazzi, costruisco di tutto. Di tutto. Deve diventare una metropoli, cazzo. Ok. Vittima Il tornado Case si è popolari 2, ritirato, fattorie comandante. 1. Diamo un'occhiata alla nostra isola. Sì, ma perché non mi fai vedere quello che ho distrutto? Cioè, non capisco sta cagata, sinceramente. Ok. Ok. Ok, che i religiosi sono contenti, finalmente.
Ok. Qua c'è ancora qualcosa di distrutto. Vai, non rompete il cazzo. Qua mi sembra tutto a posto. Ok. Statua d'oro. Questa. Perfetto. Ok, qua ho sistemato tutto secondo me. Buono. Se mi sono dimenticato qualcosa, ovvio, non è colpa mia. Ma non è spiegato bene perché qua è difficile capire il tutto. Ok, aprile 90 ragazzi, buono, prossimo video, ultimi 10 anni. Ragazzi, un saluto dal presidente Pippa. Ciao! PS, viva Tropico, yeah!